Federico Vendemiati, preso al volo, assessore allo sport di Portotolle, per dirci una importante iniziativa che sarà il 29 giugno. Sì, qua in Como Portotolle quest'anno doveva essere stata fatta l'anno scorso, ci sarà il Giro del Veneto, Under 23, una delle due più importanti manifestazioni ciclistiche d'Italia. Siamo contenti che la prima tappa del Giro del Veneto venga fatta qua proprio a Portotolle. Inizierà il 29 di giugno, abbiamo proprio il cronometro che è la prima tappa che va da Cavenier, l'isola di Cavenier. Sarà una cronometro a squadre, ci sono circa 25 squadre, di cui 3 straniere anche, circa 180-190 corridori. Sarà un cronometro che va da Caveniere, come ho detto prima, arriva a Cazzugliani, prende le provinciali e torna indietro, il ponte di Caveniere, e arriva in piazza a Catiepolo. Ecco, un anno e mezzo di Covid, tante le sagre che avete saltato l'anno scorso, quest'anno come sarà la situazione? Quest'anno qualcosa si farà, è saltata naturalmente la sagra di Santa Giulia perché era in maggio, quindi la prima sagra è anche di Poesia dei Camerini, anche se forse verrà recuperata in agosto, a fine agosto. Inizieremo a luglio inizieremo qualcosa, salta anche Scardovari, però il comitato di Tolle ha deciso di andare avanti con la sagra, farà 3 giorni in luglio, il 16, 17 e 18, e poi passiamo alla sagra di Bocassette alla terza settimana di luglio e anche forse alla quarta, quindi farà 2 weekend. Poi per andare a fine agosto, dove Poesia dei Camerini forse farà anche loro faranno un weekend, e poi per tornare alla musica Sociando, che verrà attaccata alla Fiera del Delta, praticamente Fiera del Delta 3, 4, 5 e musica Sociando l'1 e 2, però sempre in forse, adesso vediamo se si farà. Perfetto. Per tornare alla Festa del Riso dopo alla terza settimana di settembre. La ringrazio, naturalmente le sagre di Portotolle sono celeberrime, famose, Certo. seguitissime, speriamo di rinnovare perlomeno i fasti del 2019 e metterci una X sul 2020 negativo. Speriamo, grazie mille.